Dal caldo alla tempesta in pochi secondi, così si è sfiorata un'altra vaia. Il Comelico conta i danni dopo la mezz'ora di grandine e pioggia con venti esplosivi fino a 140 km l'ora e il presidente della regione Luca Zaia decreta lo stato di emergenza. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 20 luglio 2023. La prima notizia del giorno riguarda il maltempo in Veneto, ancora grandine e danni in Comelico, Zaia decreta lo stato di emergenza, i rovesci di ieri hanno provocato blackout, degli escursionisti sono rimasti bloccati sulla funivia. C'è anche un episodio che riguarda i bimbi del Grest di San Nicolò che sono stati recuperati poi nel bosco. Alberi di nuovo a terra come nel post Vaia. Questi sono i titoli dei quotidiani di oggi, in questo caso i quotidiani del gruppo Gedi. L'infestazione di bostrico preoccupa le aziende. Luca Canzan del Consorzio Imprese Forestali del Triveneto dice è necessaria più libertà di azione per togliere le piante ammalate. Siamo sempre nel Cadore, raffiche violentissime, Campolongo è il paese che ne è uscito peggio. La notizia anche sul Gazzettino di oggi che parla del maltempo nel Bellunese, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e tetti scoperchiati, danni su almeno 30 fabbricati e ieri una violenta grandinata nel Trevigiano, per il Friuli subito stanziati 550.000 euro dalla regione. Vediamo di che si tratta, cosa sono queste tempeste. Si chiama downburst. Cos'è questo fenomeno? Si è trattato appunto di un downburst. Ecco cos'è stato il fenomeno meteo che ha sconvolto le Dolomiti. Le correnti temporalesche hanno incontrato l'aria calda e prodotto precipitazioni violentissime che hanno schiantato alberi e divelto tetti. Sul Corriere del Veneto leggiamo ancora lo stesso titolo, dal caldo alle tempeste, e leggiamo anche che si chiederà l'accesso al fondo di solidarietà dell'Unione Europea, danni milionari, strade interrotte, blackout. Zaia appunto ha firmato lo stato di emergenza parlando di disastro. Questo per quanto riguarda la tempesta che ha colpito il Bellunese nella giornata di martedì. Ma noi voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda invece la caccia. Il piano venatorio è stato bocciato dalla Corte Costituzionale e la Regione fa sapere che è già al lavoro per elaborare i necessari aggiustamenti secondo le indicazioni tecnico-amministrative ricevute. Il motivo della bocciatura del piano da parte della Corte Costituzionale è, o almeno sembrerebbe essere, puramente formale. Infatti questo è stato approvato con una legge regionale e non con un atto amministrativo, perciò la consulta appunto ha bocciato il piano faunistico venatorio della regione. Tuttavia, spiegano i consiglieri del PD Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon, questo è il classico caso in cui la forma fa sostanza, poiché è l'approvazione con atto amministrativo a consentire l'impugnazione al TAR da parte di chi si sente leso. Quindi, prosegue Zanoni, questa è una bellissima notizia per chi ama la natura, gli animali selvatici e la legalità, perché si aprono le porte per un nuovo piano faunistico che tuteli veramente la fauna, con norme di tutela in linea con i principi europei, la direttiva dell'Unione Europea Uccelli e la direttiva Habitat, e non più dettate dalla lobby venatoria. Ora la regione dovrà correre ai ripari con un atto amministrativo, dicono i consiglieri regionali del PD, nel quale non saranno più blindate con legge quelle gravissime disposizioni illegittime che prevedevano una percentuale di territorio protetto inferiore al minimo di legge, il conteggio di superficie di mare vivo tra le aree protette, l'omissione della tutela dei valichi montani, l'omessa tutela delle rotte di migrazione degli uccelli in provincia di Vicenza, l'omessa indicazione delle aree dove installare gli appostamenti fissi e i campi addestramento cani, le illegittime limitazioni per i possessori di un terreno di vietarvi la caccia e tanto altro. L'arroganza della maggioranza è stata castigata in modo esemplare. Questo secondo gli esponenti del Partito Democratico. Voltiamo pagina.
Sempre in regione, sempre per quanto attiene alla politica regionale, c'è un caso Orsini in Consiglio regionale del Veneto. Salta la presentazione del professore Filo Putin. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi, ma cerchiamo di capirci di più. Il segretario generale del Consiglio regionale aveva espresso pesanti riserve sull'iniziativa. In ogni caso, martedì la presidenza del Consiglio aveva dato il via libera per l'iniziativa il 28 luglio, ma ieri poi si è arrivati all'annullamento. Alessandro Orsini è il professore universitario e sociologo diventato famoso dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha diviso l'opinione pubblica. C'è chi lo considera una voce fuori dal coro, chi invece lo contesta per essere filo Putin, oltre che per aver sbagliato clamorosamente i pronostici dell'andamento del conflitto. Fatto sta che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto l'ha invitato a Venezia per presentare il suo Ucraina, critica della politica internazionale, un libro peraltro neanche tanto recente, è uscito nel 2022. Solo che nel giro di 24 ore la data fissata è stata cancellata. Doveva essere venerdì prossimo 28 luglio, se ne riparlerà forse a settembre. Lo scrive Alda Vanzan sulle pagine del Gazzettino di oggi. Ufficialmente la scelta è dovuta a motivi strettamente personali legati all'indisponibilità dell'autore per quella giornata. Ufficiosamente invece perché il caso in regione stava per deflagrare, scrive appunto Vanzan, e poi racconta questa divisione tra il segretario generale del Consiglio, che aveva espresso riserve sull'iniziativa in quanto tocca temi di politica estera di competenza governativa rispetto ai quali il governo ha una chiara e netta posizione, e dall'altra parte il presidente del Consiglio regionale, che ha detto la censura non fa mai bene. Tant'è, ieri pomeriggio è stata rinviata la data, il libro non sarà presentato venerdì 28, se ne riparlerà dopo le ferie. Voltiamo pagina, sempre sul Gazzettino, una notizia che riguarda le vacanze al mare, vietati i bagni da vestite. Le spiagge nordestine si dividono sul divieto della sindaca. A Monfalcone la guerra al burkini è una questione di decoro, si adeguino ai costumi, dice la sindaca, che in una lettera aperta ha espresso la sua posizione senza lasciare spazio a interpretazioni. Tutti hanno l'obbligo di rispettare le regole e gli usi del posto, seguiranno provvedimenti ad hoc per far cessare una pratica inaccettabile a tutela delle città. Questo secondo la sindaca di Monfalcone, in provincia di Gorizia, che ne fa una questione di decoro. E invece però da Lignano a Bibione, a Jesolo, la linea invece è di apertura. Da noi non è un problema, ciascuno è libero di fare il bagno come meglio preferisce. L'articolo di Giuseppe Babbo sulle pagine del Gazzettino di oggi, con la notizia anche che l'UCOLI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, promette una battaglia legale, rivolgo una domanda alla prima cittadina, polemizza il presidente Yassin Lafram. Se un gruppo di finlandesi bionde con gli occhi azzurri arrivasse con una tuta da sub e facesse il bagno sulla spiaggia di Monfalcone, questo rappresenterebbe un problema per il decoro? E insomma, vedremo come proseguirà questa vicenda, in cui comunque Monfalcone appare come un caso isolato. Meglio, la posizione espressa dalla sindaca non è condivisa dalle altre città del litorale veneto e friulano. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia sul tema della accoglienza delle persone migranti in Veneto. Allora, il titolo sulle pagine quotidiane del gruppo Gedi è Tendopoli per 260, caldo torrido e nuovi ingressi per l'ex Zanusso di Oderzo, pensata per l'emergenza, che è attiva dal 2016. I profughi lavorano nelle ditte dell'Opitergino e del Mottense e alla sera tornano nei maxi tendoni. Riepiloghiamo la questione, il braccio di ferro sul protocollo sull'ospitalità diffusa. Una settimana fa Zaia ha annunciato la sottoscrizione di un protocollo tra Regione, ANCI e prefetti che impegna questi a promuovere l'accoglienza diffusa.
Poi i sindaci della Lega, in particolare nel Vicentino, il segretario regionale Stefani e i parlamentari si sono smarcati da Zaia e da Conte, sindaco di Treviso. Hanno detto l'accoglienza diffusa è un fallimento. Poi infine Zaia ha ricordato che il protocollo è andato al Ministero degli Interni, è stato approvato e ha detto Zaia: con il ministro Piantedosi ho parlato più volte. Interviene sulla questione il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alberto Villanova, dice: fermiamo l'arrivo dei violenti. Il consigliere regionale denuncia con forza le escandescenze di una persona nordafricana a Ponte della Priula. Dice: a livello amministrativo vanno risolti i problemi, ma a livello politico non possiamo restare indifferenti sull'accoglienza. Quindi distinguo dentro la Lega, vogliamo bloccare l'arrivo incontrollato. Dall'altra parte il Partito Democratico con Rachele Scarpa dice: Zaia liberi l'hub alla Serena usando l'accoglienza diffusa, cioè chiede la chiusura della struttura nella città di Treviso, che da 8 anni è ormai il più grande hub del Veneto, la caserma Serena, una situazione che va superata secondo Rachele Scarpa con lo strumento dell'accoglienza diffusa. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.